Questa pandemia ha cambiato il modo di ragionare e di lavorare, il modo anche di comportarsi con le persone. Il fatto di non poter essere insieme alle persone, di essere lontani da loro, è un problema soprattutto per una popolazione come quella della Val Graveglia, una popolazione anziana e che ha bisogni particolari. Proprio per questo la CISL si vuole avvicinare a cittadini e cittadine. Se non hanno la possibilità di venire nei nostri uffici, siamo noi che andiamo presso il loro comune. Qua vorrei ringraziare tutta l'amministrazione del comune di Ne, che è stata sensibilissima alla nostra richiesta. Ecco, è necessario una sorta di azione di rete sul territorio per poter avvicinare i servizi ai cittadini. In questo caso appunto avete centrato l'obiettivo. Certo, perché tutti dicono il sindacato è uguale alla politica, non è vicino. Noi siamo vicini ai lavoratori nelle aziende, nelle fabbriche e siamo vicini ai cittadini e alle cittadine nei loro bisogni, perché c'è tanto bisogno di servizi. E i cittadini purtroppo, dalle questioni pensionistiche, dalle questioni della mobilità, delle NASPI, delle disoccupazioni agricole, insomma tutto quello che è necessario, anche la contribuzione pensionistica, le domande di pensione. Insomma, noi siamo vicini ai bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche dei cittadini, soprattutto dei pensionati, perché i pensionati hanno tanto bisogno di essere raggiunti. Quali servizi verranno offerti? Noi avremo presente una nostra funzionaria che spazierà per i vari servizi, sia dal punto di vista di patronato, sia dal punto di vista pensionistico, sia dal punto di vista dei rimpatri, per tutte le domande, diciamo così, di patronato. Soprattutto poi la nostra funzionaria, essendo una segretaria della nostra categoria FAI CISL, che è la categoria degli alimentaristi, sarà vicino a tutte le esigenze, a tutti i bisogni che hanno soprattutto nella Val Graveglia, che noi ricordiamo è una fucina di agricoltori, di agriturismi, e noi crediamo che avere una vicinanza costante, almeno un giorno alla settimana, sia per loro un attimo di sollievo e anche di velocizzazione di tutte queste pratiche burocratiche che hanno tempi lunghissimi.